Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con il primo appuntamento di infofriulitv.net. Quest'oggi non sono nella sede udinese ma mi sono trasferito in quella pordenonese e vi parliamo da Zoppola, dalla nostra sede operativa di Zoppola, per quanto riguarda l'appuntamento dedicato con gli amici dell'associazione Acquirenti Nord-Est e Italia non solo. Parleremo di Colombi nel senso che, allora vi vado subito a specificare con chi sono collegato chiaramente con l'avvocato Nicoletta Polmonari. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno a lei e poi abbiamo Marco Pellizzari collegato anche lui che ci parlerà nello specifico perché è il suo argomento, no? Il suo settore, no? È così Pellizzari. Allora, buongiorno anche a lei e grazie per la partecipazione. Allora Nicoletta ti passo subito la parola perché oggi continueremo a parlare del discorso legato ai colombi. Perché? Perché ci sono importanti novità e soprattutto specifichiamo per l'ennesima volta che non si tratta di una caccia ma si tratta di un intervento programmato a livello naturale in un certo senso, no? Senza dover fare estinzioni e via dicendo. Allora spiegaci bene innanzitutto di che cosa si tratta e poi chiederemo lumi all'esperto. Certo, grazie Omar. Come acquirenti sai che noi abbiamo una particolare attenzione per tutto quello che è una progettualità, una iniziativa nel sociale. Quindi abbiamo la macro area legale che sono stati i tuoi ospiti, i responsabili nazionali dei nostri avvocati sul territorio che insomma hanno un po' spiegato dei casi che ci sono successi, casi interessanti per i consumatori. Io porto molto più avanti la fase proprio, tutta quella parte che riguarda i progetti di acquirenti, quindi le iniziative sul territorio. Da anni Acquirenti ha un progetto che sta portando avanti soprattutto in Friuli, ma che grazie alla conoscenza con il dottor Pellizzari stiamo portando in tutta Italia. È un progetto sociale dei colombi urbani. Allora, io per dirti non ve ne mandate via due adesso. No, magari qualcuno mi ha visto fare un gestaccio con la mano, niente di particolare. Mi sono entrati, mentre stavamo facendo la diretta, sono entrati, allora ho mandato via anch'io i colombi. Ecco, giusto per essere bello della diretta anche questo. Prego, Nicoletta. Sono molto contenta di avere oggi il dottor Pellizzari in linea con noi. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo durante dei seminari dell'argomento. Io credo che lui sia il più esperto, il professionista più esperto in questo ambito. E quindi così abbiamo avuto anche la fortuna di conoscerlo, di sapere che lui ha una particolare attenzione anche per tutto quello che è l'ambito del sociale, tutto questo grande settore che sai che insomma a noi sta particolarmente a cuore. E quindi io già un paio di mesi fa avevo accennato a questo nostro progetto che stiamo portando avanti, però io credo che sia giusto lasciare la parola al dottor Pellizzari proprio perché le competenze che lui ha credo che riescano a illustrare molto meglio questa nostra collaborazione che stiamo portando avanti. Certo. Allora, dottor Marco Pellizzari, ci spiega un po' nei dettagli come funziona questo progetto sociale, nel senso che l'avvocato Polmonari ha spiegato la parte teorica in un certo senso, ma a livello pratico, per coloro che magari potrebbero porre il dubbio dicendo ma perché, punto di domanda, lei cosa risponde? Innanzitutto i colombi urbani o piccioni, perché vengono di solito chiamati così, ahimè, è sotto gli occhi di tutti che per quanto siano, direi alla maggior parte delle persone ancora simpatici, dico ancora perché sono vissuti con noi per almeno c'è memoria per circa 3000 anni. Si vedono incisioni ancora ai tempi degli egizi che avevano questi animali come ornamento, come fonte alimentare o come messaggeri o bussole in mezzo al mare. Loro si orientano e trovano la terra, quindi
volano verso la Terra e indicano ai naviganti, diciamo, la terra più vicina. Quindi sono per forza, diciamo, quasi nel nostro DNA, nelle nostre abitudini come amici, però ahimè, diciamo dal dopoguerra, dal boom economico, noi li abbiamo abbandonati, fondamentalmente parliamo come fonte alimentare, e li abbiamo lasciati liberi di fare quello che gli pareva, e giustamente loro ne hanno approfittato, quindi certo. si sono inseriti negli spazi urbani, ormai suburbani, industriali, sono un po' ovunque, sfruttano le caratteristiche che noi in questi circa 3.000 anni di convivenza gli abbiamo dato, cioè noi abbiamo selezionato proprio le razze più prolifiche, più intelligenti e anche più docili. Quindi questi animali sono in grado di riprodursi con grande facilità, sono molto intelligenti e sono docili, quindi non hanno paura dell'uomo, lo avvicinano con facilità, ma poi hanno dinamiche anche per sfuggire eventualmente alle sue angherie. Quindi Chiaro. sono veramente eccezionali a questo punto per vivere e sopravvivere negli ambiti antropici. Senta, chiaramente nel progetto non è che voi vi metterete lì con la doppietta a sparare, no? Nel senso No. che c'è tutto un progetto ben preciso per quanto riguarda, da una parte, per evitare come posso dire, vista anche l'ora, diciamo così, lo scarico nell'aria dei colombi urbani, no? Quello che anche possono fare, perché sappiamo che purtroppo anche i colombi portano anche delle malattie in un certo senso, no? Ma dall'altra chiaramente non è che dobbiamo fare piazza pulita, ci sarà un regime in un certo senso, sarà tutto regimentato in base a un progetto che lei adesso andrà nel dettaglio a spiegare. No? Ecco, io ho fatto quella, diciamo, breve introduzione per far capire proprio che il nostro Certo, approccio certo. è un approccio amichevole. Però lei lo sa che purtroppo più spieghi e meno capisce la gente, no? Perché uno non si sa perché, anche se scrivi in italiano corretto non capiscono, se lo scrivi al contrario forse, se non scrivi proprio in italiano forse ancora ci arrivano. Allora, io passando proprio nel dettaglio, posso dire che il progetto sociale di controllo di colombi urbani intanto è dedicato, perché immagino che molti telespettatori siano, diciamo, gente comune, ecco, in questo caso il progetto è dedicato alle grandi comunità, che possono essere insediamenti urbani, città, comuni anche di medio-piccole dimensioni, o comunque insediamenti industriali. Quindi il progetto è dedicato a loro perché? Perché intanto mette insieme due esigenze: le esigenze della città o dell'insediamento umano di proteggersi in qualche modo da questa presenza esagerata, quando è esagerata, comunque da questa presenza esagerata di animaletti, e dall'altro è in grado di coinvolgere alcune persone appartenenti alle categorie deboli nella progettualità e quindi, come dire, aiutare i cittadini contro il degrado delle città e aiutare alcuni di loro a essere parte attiva in questo progetto. Passando nel dettaglio del progetto, il progetto viene costituito per fasi logiche, che a volte purtroppo non sono tipiche dell'approccio a questi problemi. Il problema piccioni, oddio, ci sono troppi piccioni, dice il sindaco, cosa facciamo? Arriva quello, cioè, sembra un circo, arriva quello con il falco sul braccio, quello Ricorda un po', non so se la memoria, diciamo così, un rewind in un certo senso, si ricorda il cartone animato del piccione, che c'era la squadriglia Voltoi, no? Sì. Allora più o meno quello che sta spiegando lei è questo, no? Cioè si rischia di rivedere le scene del cartone animato più o meno. No? Esatto, succede un po' così. Invece la presenza eccessiva, l'infestazione, così possiamo chiamarla, in un ambito urbano è una sorta di malattia, e come tutte le malattie, per essere curate bisogna intanto fare diagnosi, una diagnosi corretta, e in questo caso si chiama monitoraggio, cioè monitorare la presenza dei colombi, capire quanti sono, dove sono, perché sono lì. In questo modo si può fare un progetto operativo.
Solo in questo modo il progetto operativo può avere un senso, perché altrimenti rischia di essere un'improvvisazione, diciamo, purtroppo ai limiti del commerciale e basta. E quindi Acquirenti nel progetto sociale consiglia il monitoraggio, il progetto operativo, tutte fasi, tutto il progetto si sviluppa tramite associati, quindi monitoraggio diciamo, portato avanti da associati esperti in ornitologia, progetto operativo uguale, poi nel progetto operativo vengono messi a fuoco le attività che si possono suggerire. Se tra queste attività può essere coinvolto l'utilizzo di un farmaco antifecondativo per i colombi che limita la fertilità di questi animali, perché uno dei punti forti dei colombi che noi gli abbiamo insegnato selezionandoli in millenni è proprio la capacità riproduttiva. Quindi se questo può essere inserito nel progetto operativo, e poi magari senza dilungarmi comunque poi vi spiego il perché metto questo se, bene, allora il progetto di Acquirenti va avanti perché? Perché la somministrazione di questo farmaco avviene durante tutto il periodo riproduttivo, che ahimè è molto lunga perché è da marzo a ottobre, quindi in questo lungo periodo... Senta, a livello tecnico, giusto visto che siamo in tema, ecco, una nidiata quanto può produrre? Nel senso, ogni nidiata di media, quante uova vengono, diciamo così, da parte fatte, e poi di queste quante sopravvivono in un certo senso? Allora, la capacità riproduttiva del colombo urbano è di 2 uova a covata e può sviluppare dalle minimo 4-5 covate in un anno fino anche addirittura 8 covate, a seconda chiaramente della temperatura, del clima di cui parliamo. Diciamo a buone latitudini, ma ormai il clima diciamo che è abbastanza mite, direi in quasi tutta l'Italia, tranne le fasce alpine, ci sono tranquillamente 6 o 7 nidiate, con 2 pulli, 2 uova e quindi 2 pulli, pulcini, insomma, che si aprono da queste uova. Purtroppo, adesso non vuol sembrare quasi brutta come espressione, come diciamo, fortunatamente c'è molta mortalità. E molta mortalità giovanile, perché sennò saremmo, come dire, coperti, i nostri cieli sarebbero coperti di colombi, e non lo sono. Però in effetti la capacità riproduttiva è talmente forte e quindi che approfitta di tutte le situazioni in cui c'è una possibilità di insediamento. Senta, ma per diciamo, coloro che in questo momento ci stanno ascoltando e pongono sempre diciamo, dei dubbi, no, delle domande, ma effettivamente l'utilità del colombo urbano, cioè chiaramente il nostro Signore quando ha inventato la terra, ha inventato gli animali, c'è sempre qualcosa, no? Un animale serve a qualcosa. Ecco, ma il colombo urbano, onestamente, che vantaggio, lasciamo stare la parte dello svantaggio, ma che vantaggio può avere all'interno dell'area urbana? Nel senso, non so, uccide topi piuttosto che via dicendo, oppure proprio ha una sua neutralità in un certo senso? Però lei si dimostra uno studente poco attento, comunque vabbè, la perdono, perché io prima ho già spiegato che purtroppo, diciamo, adesso è sfuggito dal nostro interesse. Ma io le rifaccio la domanda di prima, perché le ho detto che non tutti ascoltano, allora chiaramente le ho riposto volutamente la domanda, solo per quello, da bravo cronista di provincia. Allora, il colombo urbano è stato proprio individuato dall'uomo come un animale utilissimo, perché è buono da mangiare, possiamo dirlo a voce alta, ormai è appannaggio solo di pochi chef stellati, però fino a qualche decennio fa i nostri nonni, senza andare ai bisnonni, i miei nonni, anche i miei genitori mangiavano, cioè anch'io lo mangio volentieri, però diciamo... no, mio nonno aveva la voliera, le dico tranquillamente, aveva una voliera apposta. Quindi è chiaro che fino a qualche decennio fa, fino al boom industriale, in cui poi tutti siamo diventati, come dire, bene o male, fruitori di bistecche a buon mercato, il colombo era un animale sulle nostre tavole, più o meno frequentemente. Al giorno dopo poi portava messaggi, fino al 1956 mi sembra che ci doveva essere un permesso speciale del Ministero
degli interni, se non sbaglio, per avere dei piccioni viaggiatori, perché era uno strumento, come dire, inserito anche nelle dinamiche di guerra per portare messaggi. Era, vabbè, l'uso come bussola nel mare diciamo, è venuto a decadere quando poi la bussola l'abbiamo inventata. Però, ripeto, al giorno d'oggi che cosa serve? Serve, secondo me, come tutti gli animali, per creare biodiversità in città, perché è giusto che le città siano popolate in un modo corretto da un po' tutti gli animali, e poi ha sicuramente, vista la sua fiducia nell'avvicinarsi all'uomo, svolge un ruolo molto importante come animale, diciamo, di compagnia. E questo è un po' il grosso dramma, perché quando vediamo queste persone, anziane o non anziane, che alimentano i piccioni, purtroppo, diciamo, loro ne hanno bisogno perché chiaramente dimostrano un disagio sociale, però si rivolgono a chi? Ai colombi di città, perché sono animali che ti danno indietro, diciamo, io non vado a dare da mangiare, perché sembra quasi che sia qui, per carità, anzi, queste persone purtroppo creano poi spesso e volentieri il problema, però il colombo è in grado, ha un'empatia, perché se tu sei puntuale, vai sempre alla stessa ora, lui puntualmente viene sempre alla stessa ora e ti gratifica in questo senso. E ti gratifica aspettandoti, quindi queste persone sono molto gratificate dall'arrivo di questi animali che sembrano dare a loro una risposta quasi amichevole. Quindi in questo senso chiaramente adesso abbiamo, come si dice, un po' superato in un certo senso il famoso punto di non ritorno e ci troviamo con l'effetto contrario, no? Sì, purtroppo, signori miei, questo qui sono animali appunto senza un limite riproduttivo, che non hanno un competitor, perché sono animali abbastanza grandi per avere, insomma, sì, i gabbiani, quelli reali, ma non tutte le città hanno i gabbiani, quelli reali, quelli nuovi che sono arrivati da qualche decina d'anni anche loro. Noi normalmente abbiamo quei gabbiani di piccole dimensioni che non riescono neanche a essere i predatori dei gabbiani e dei piccioni. Quindi, insomma, sono animali senza un'interfaccia e quindi sono liberi di riprodursi. E purtroppo adesso non è un argomento mattutino, però un gabbiano produce parecchi chili di guano all'anno, e questi chili di guano, al di là di portare disagio, perché indubbiamente sporcano, ma non dimentichiamo che le feci in generale, che siano di piccione, che siano di esseri umani, sono un qualcosa di sporco e che verosimilmente può veicolare, chiamiamoli microbi. Quindi, poi tra l'altro mi corregga se dico qualcosa di sbagliato, che il guano di piccione non può nemmeno essere riutilizzato in natura, no? Per concime in un certo senso. Allora, diciamo dal punto di vista normativo no, perché è un rifiuto speciale, cioè va portato in discarica, quindi assolutamente non può essere utilizzato. Pari a quella che poi è la pollina che si forma negli allevamenti avicoli, potrebbe, tramite un trattamento, essere utilizzato come concime fertilizzante, però quello in natura... Però mi permetta, so che i contadini non sono molto contenti quando vedono i piccioni, indifferentemente che vadano, diciamo, ad approfittare per fare un veloce pasto, ma parlando appunto con gente più esperta di me in materia, mi dicevano appunto che il piccione proprio non ha nulla a che fare con la campagna, perché appunto anche diciamo così, il riciclo dello scarto non può essere poi utilizzato perché fa l'effetto contrario, no? Tenete presente che diciamo, il liquame, diciamo, quello che poi si usa per i bovini, diciamo, dall'allevamento bovino, quello insomma, nella zootecnia, è comunque una materia fermentata che subisce un iter fermentativo, tale per cui quando arriva sui campi è ricco d'azoto, però non... Diciamo, ha una sua logica, non brucia, diciamo, le coltivazioni. Guarda, io vivo in campagna, dunque ne sento ogni giorno di quegli odori, no? Anzi preferisco quell'odore lì che di scarichi industriali, onestamente. No, assolutamente sì. Ecco, però parlando di quegli odori, ecco, quando arrivano sui campi non è che sono una materia già trasformata, cioè non è tal quale.
perché ha avuto un periodo di fermentazione che gli ha permesso poi di diventare una materia utile all'agricoltura. Ecco, questo è una cosa fondamentale. Certo. Arrivano 1000 piccioni su un campo, a parte che cioè, un colombo mangia dai 30 ai 50 grammi di alimento al giorno, quindi se arriva su un campo di soia o di piselli appena seminato, addio campo, cioè sì, immagino. Non germinerà più nulla, ecco, quindi perché ne arrivano a migliaia, per cui in campagna, ahimè, creano dei danni enormi, è inutile raccontarcela, ecco. In città ne creano tantissimi, ci sono statistiche, ci sono state pubblicazioni. Guardi, se permette, al tempo quando ero a Fossano, nei 3 mesi per il servizio militare come carabiniere ausiliario, proprio nel reparto, no, la mattina noi quando ci alzavamo dal fatto che proprio sopra dove dormivamo noi, nella mia camerata, c'era praticamente un battaglione solo specifico di piccioni che erano tutti dentro lì. La mattina quando si usciva, perché facevano chiaramente la disinfestazione e via dicendo, trovavi parecchi residui in giro a livello proprio di piccioni che passavano proprio apposta con il camion e addirittura antidisinfestazione per portarli via, perché veramente era una roba impossibile da viversi, insomma. Sì. Beh, comunque, per tornare al discorso dell'Acquirenti, del progetto sociale, ecco, Acquirenti fornisce la fase, diciamo, operativa del controllo della fertilità. Cioè, si è visto, ormai da 20 anni esiste, diciamo, è nato in Italia, poi è stato esportato anche in altre parti del mondo, ha passato, diciamo, gli oceani. Esiste un farmaco che controlla la fertilità, che è in grado di controllare la fertilità dei colombi, che si deve somministrare durante la stagione riproduttiva, ne limita senza rischi per l'ambiente, per gli animali non target, ma anche senza rischi per il piccione, perché come abbiamo detto il piccione ha tanti supporter, quindi senza rischi per nessuno ne limita la fertilità. E quindi per fare questo bisogna farglielo mangiare. Questo è un chicco di mais, sembra apparentemente un chicco di mais, al quale viene aggiunta una sostanza attiva e deve essere somministrato ai colombi durante la loro lunga stagione riproduttiva. Per fare questo si possono usare delle macchine o si può, ed è molto meglio, utilizzare un personale umano. È qui che arriva l'attività sociale di Acquirenti. Perché? Perché reperisce, forma il personale umano per distribuire questo prodotto antifecondativo. Chiaro. E queste persone si ritrovano presto al mattino a svolgere un ruolo socialmente utile e che gli permette di mettere in tasca, diciamo, una cifra che magari può coprire il costo delle bollette piuttosto che qualche spesa durante il mese, in questi mesi di grossa difficoltà, diciamo. Quindi Acquirenti fa questo a Udine da tanti anni, direi da 12 anni circa. Acquirenti nasce dopo, però diciamo come prima c'era un'altra associazione che io ho conosciuto che poi si è trasformata in Acquirenti. E a Udine tutti gli anni esistono delle persone associate di Acquirenti che sono impegnate in questa distribuzione, vengono formate. Certo. E tutte le mattine presto, perché le funzioni per insegnarglielo noi li convinciamo all'alba, quindi all'alba presto al mattino l'operatore gli distribuisce questo prodotto, se avanza deve ripulire il luogo di distribuzione e in un'oretta e mezza svolge la sua mansione e poi può anche lui può andare a svolgere, diciamo, altre mansioni come, che ne so, la casalinga piuttosto che il papà o la mamma se impegnati in altre attività. Quindi questa è l'idea, direi, che è molto interessante, cioè fornire un progetto a 360 gradi, quindi chiavi in mano all'amministrazione pubblica, aiutando la città contro il suo degrado, ma aiutando anche i cittadini, alcuni di loro, per
sopperire, diciamo, a qualche difficoltà in questi periodi di grande difficoltà Se economica. permette, poi sentiamo anche l'avvocato per sentire anche le parole dell'avvocato Polmonari. È una sorta di reddito di cittadinanza ante litteram, ma con consapevolezza in un certo senso. Cioè, Ecco, qui si dà una mano alle persone, ai volontari, come anche poi sicuramente l'avvocato specificherà e dirà, e l'abbiamo già ribadito nelle precedenti puntate. Dall'altra parte non è che ti diamo e aspetta, qui invece ti diamo una mano, però anche tu dall'altra parte consapevolmente aiuti un'altra persona e fai il bene comune in un certo senso. bravo, ha preceduto quello che volevo dire, diciamo, senza entrare nel discorso, per carità, del reddito di cittadinanza, che insomma sarebbe poi lungo e poi rischia di diventare un discorso politico, però in questo caso quello che dice Acquirente è aiutami ad aiutarti, quindi io ti aiuto se tu ti aiuti, cioè, diciamo, sono gli slogan che ho imparato, diciamo, da Come Acquirente. dicevano, des das, com'è che si dice il... Sì, No, esatto. sì, anche in effetti intervengo proprio per questo. Noi abbiamo sempre detto a Firenze non dà aiuti a pioggia a chi rimane sul divano ad aspettare. No, tu intervieni anche perché io credo che fare un'attività dia dignità alle persone. Quindi io ti do un Certo, rimborso per l'attività che tu fai e quindi in un certo modo questo tempo che io dedico giustamente deve essere in qualche modo riconosciuto, perché con quello, come dicevi tu Omar, io posso pagarmi la bolletta, posso farmi la spesa. Quindi ecco perché è un progetto sociale, perché noi scegliamo persone che, le persone diciamo deboli, in difficoltà, ma che hanno voglia di fare. Questo chiaro. assolutamente si forma e poi è vero, dottor Pellizzari, che viene anche controllata questa attività. Sì, È un è lì. risultato finale, insomma. Sì, non volevo raccontare fino all'ultimo dettaglio perché questo sembra quasi un po' antipatico, no? Perché noi abbiamo detto formiamo delle persone, sì, ma siccome l'essere umano è comunque umano, è giusto e riconosciamo che sia necessario anche un controllo in corso d'opera, diciamo, durante le Mi attività. sembra più Quindi, che logico e anche giusto, insomma, alla fine, no? sì, sì, e quindi c'è anche una figura che normalmente diciamo, è un socio più anziano, anziano anche di esperienza in questo campo, Mhm. che verifica durante l'anno l'attività del socio meno esperto, ecco, Chiaro. dell'associato meno esperto. Questo è... Anche perché comunque poi noi dobbiamo dimostrare a chi ci dà fiducia che effettivamente c'è stato un controllo e quindi che effettivamente negli anni, giusto Marco, negli Sì, anni dobbiamo fare poi una verifica finale del risultato di ecco, quello che stiamo facendo. abbiamo iniziato dicendo, diciamo, ho iniziato l'argomento, diciamo, nello specifico dicendo che non esiste una buona terapia se non esiste una diagnosi. Allo stesso modo bisogna fare, diciamo, seguire l'iter della terapia e avere dei dati iniziali per poi poterli confrontare con dei dati finali, altrimenti è come stop e pigeon, come diceva lei, diventa un circo dove tutti dicono la loro, come dire, si fanno le cose a casaccio, ma poi quando ci si ritrova alla fine di aver speso tanti soldi comunque pubblici e dopo si dice cosa abbiamo concluso, bah, non si sa, ecco, quindi è difficile prendere anche una direzione corretta per il futuro, ecco. Chiaro, chiaro. Bene, signori, io direi che abbiamo oggi trattato un argomento chiaro e trasparente. Penso, dopo chiudo con una battuta, però perché ci sta, una battuta che ci sta. Abbiamo parlato chiari e trasparenti di quello che è il progetto, chiaramente la prossima settimana avremo un altro argomento in tema acquirenti, parleremo anche di altre cose perché Acquirenti ha un bagaglio, un background, come direbbe qualcuno, molto aperto a 360 gradi per quanto riguarda insomma le attività di volontariato e non solo svolte sul territorio. Nicoletta, se vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma io direi che
sono stata molto contenta di avere qui il dottor Pellizzari, perché è un argomento, come vedi, guarda quanto è durata questa diretta, che normalmente finisce sempre un pochino prima, perché è un argomento che è veramente interessantissimo. Quando ho avuto l'occasione di conoscere il dottor Pellizzari sono rimasta affascinata da tutto questo mondo, perché non si conosce. E quindi quando una persona conosce poi certi argomenti, forse certo. è anche più facile poi affrontarli. Quindi ovviamente acquirente disponibile, se c'è qualche anche ente, amministrazione, qualche sindaco, sicuramente è tra i tuoi telespettatori, noi ovviamente siamo disponibili per fare una verifica sul territorio tramite ovviamente i nostri esperti. Lei, per concludere? Io sono solo contento di aver avuto questo spazio e la ringrazio molto e ringrazio ai telespettatori. Io ringrazio lei per la partecipazione. Grazie. Bene, diciamo un saluto ai nostri amici che ci stanno ascoltando in diretta e vedendo chiaramente anche in diretta. Diamo appuntamento per chi ci sta guardando in diretta alle 11, parleremo di Udine e i suoi dintorni con il sociologo Marco Orioles, e restando in tema di piccioni e spiegando bene il progetto di come funziona per quanto riguarda i colombi urbani, viene da dire, in Friuli si dice, è talmente clare che ben furpa i boschi. Chi ha capito friulano l'ha capito. Bene, non andiamo a specificare. Grazie ancora a tutti voi. Dottor Pellizzari, non so se lei ha avuto occasione di vedermi in altre occasioni, insomma, a me piace anche essere abbastanza diretto, nel senso lì non ci piace fare, diciamo così, confusione tanto per dire niente, ci piace anche parlare in maniera papale, come direbbe qualcuno, no? Come anche usando terminologie diciamo così rurali in un certo senso, perché la gente, come l'ho detto prima, fa fatica a capire anche la domanda che gliel'ho riposta per la seconda volta per avere la stessa risposta, per un semplice motivo, perché tanti ascoltano e poi dicono ma che cosa serve questo progetto, e magari è mezz'ora che sta ascoltando, no? E ti scrivono ma cos'è questa roba, cioè, ma stai a ascoltare? No, si fermano al titolo e poi ciao, ma si dice, no? Grazie ancora, io mi auguro, dottor Pellizzari, di averla ospite anche in altre occasioni per trattare altri argomenti sempre in campo comunque per quanto riguarda il suo settore, e chiaramente con Nicoletta ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.